nato purtroppo, per fortuna, da un evento tragico che è stata la morte di Tommaso nel 2008, perché nel 2008 Tommaso, la sera che ha fatto l'incidente, era proprio qua, qui, negli spazi che vedete. E quindi lo shock, perché veniva a trovare Camilla, lo shock è stato così grande, così forte, che io ho pensato che dovevo fare qualcosa, ma non sapevo cosa. E mi era venuta l'idea di fare una conferenza che parlasse del tema della morte agli amici di Camilla e anche agli adulti. E mi è venuta l'idea di finanziare questa cosa vendendo vestitini, che io avevo sempre fatto fino a poco tempo prima per regalarli agli amici, e ho cominciato a venderli nel vero senso della parola per finanziare questa iniziativa. Ho chiamato qui Tiziana, la mamma di Tommaso, e in quella terrazza fuori abbiamo deciso di provare a fare questa cosa. E io ho organizzato questa conferenza, siamo stati a Venezia, gli ho detto quali erano i miei bisogni ed è stata la prima volta che ho venduto i vestitini. Poi ho continuato, abbiamo venduto vestitini per finanziare il Boulder che è stato dedicato a Tommaso, e abbiamo continuato a vendere vestitini, e poi per un fluido strano si sono create tutta una serie di altre iniziative. Nel 2009 io ho avuto un grave problema di salute e qui sono entrata in contatto con l'AIL e ho continuato a vendere e fare mercatini per finanziare l'AIL. In contemporanea ho fatto partire un'adozione a distanza che sta ancora continuando dopo 11 anni, sempre finanziata con questa cosa, e negli anni le iniziative si sono, come dire, concatenate e sono diventate numerose. Stiamo parlando di, credo, oltre 3.000 vestitini che hanno una particolarità, sono tutti uno diverso dall'altro. Non ho mai fatto due vestitini uguali, anche se il modello è sempre lo stesso, ma i vestitini cambiano. E cambia anche la stoffa. E cambiano le stoffe, cambiano poi le persone a cui penso mentre li realizzo, perché poi anche le persone hanno la loro importanza e quindi... Ma quindi ti arrivano delle stoffe da vari paesi del mondo o... Mi arrivano stoffe da vari paesi del mondo perché gli amici che viaggiano sanno che ho questa passione. E poi io all'inizio avevo, come dire, utilizzato tutti gli avanzi dei vestitini che facevo già per me e per Camilla, perché comunque la passione del cucito l'ho sempre avuta. A volte uso stoffe che non mi piacerebbero, però mi piacciono le persone che me le hanno fatto dono, e quindi faccio anche vestitini che poi non mi piacciono.